Un campione plurimedagliato da un lato, una figlia d'arte dall'altro, Oscar De Pellegrini e Viviana Fusaro sono gli assi sui quali la squadra di centrodestra e un nutrito gruppo di civiche d'area hanno puntato rispettivamente per Belluno e Feltre, uniti per vincere e governare bene, lo slogan scelto per le due candidature che oggi hanno avuto la benedizione del presidente della regione Luca Zaia. Si chiude un percorso amministrativo con la fine di questa legislatura, adesso i bellunesi saranno chiamati a conoscere i candidati e poi a decidere, decideranno in piena libertà. Noi abbiamo la nostra proposta. Un mastino che se non ci fosse bisognerebbe inventare, dice Zaia di Oscar De Pellegrin, che con Viviana Fusaro sono due candidati che godono di una congiuntura positiva. Dialogo fattivo, assenza di conflitti con la regione, in corsa in due comuni giunti a naturale scadenza amministrativa. Io mi impegno per il territorio tutto che deve cambiare dal punto di vista soprattutto della partecipazione vera, ascolto con i cittadini. Con le grossissime risorse che abbiamo siamo certi di poter realizzare questi obiettivi. Io credo che veramente ci sia la possibilità di creare qualcosa di nuovo, di più all'insegna, a portata dei cittadini di questa città, ma soprattutto poi anche costruirlo insieme ai giovani e lasciare a loro una grande eredità. Il presidente Zaia si è soffermato sull'importanza del voto, ancorché sulle date oramai estive del 12 giugno e poi quella del 26 per l'eventuale ballottaggio incomba lo spauracchio della scarsa affluenza alle urne. Il mio appello è per tutte le forze politiche, dimostriamo serietà, ha detto Zaia. Bastano 5 minuti per votare e per dare un segnale.